Beh, è un attacco immotivato, ma capisco la strumentalizzazione politica. Non c'è nulla che riguarda la sanità, è tutto una battaglia politica probabilmente per avvicinarsi alle elezioni, è fatta di qualche ex consigliere regionale, di qualche sindaco, fatta solamente per indebolire chi in maniera trasversale, i tre consiglieri regionali della provincia di Belluno, ha lavorato e è riuscito a ottenere degli ottimi risultati per la provincia di Belluno. E voglio tranquillizzare tutti, i servizi sono mantenuti tutti, sono stati potenziati e c'è anche da dire che nessun ospedale è stato chiuso, come qualcuno diceva, questi comitati farneticanti, ma alla fine abbiamo anche potenziato delle realtà, voglio citarne alcune, l'ospedale Pieve di Cadore con il SURM e con i servizi che ci sono stati riconosciuti, l'ospedale di Lamont, l'ospedale di Fed, lo stesso ospedale di Belluno hanno avuto un riconoscimento preciso per quanto riguarda sia i primariati sia i posti letto. Poi non voglio dimenticarmi che l'ospedale di Agordo, tanto criticato dalle possibili tagli, è uscito bene con un suo pronto soccorso, con una sua bella chirurgia, con una sua bella ortopedia e con una serie di servizi che vanno corretti. Poi c'è tutta la battaglia sul territorio da fare e anche lì c'è tutta la previsione delle schede e quindi non vedo assolutamente nessun tipo di preoccupazione. E non è giusto ed è sbagliato, voglio dire, creare preoccupazioni di questo tipo, soprattutto in un momento di grande difficoltà delle famiglie. Se è una cosa che è andata bene a livello regionale per la provincia di Belluno è proprio la sanità. Non citiamo l'articolo 15 a specificità e altri obiettivi che dobbiamo, ma sulla sanità abbiamo centrato l'obiettivo e non alzo solo io a bandierina, ma lo dico, è stato un lavoro trasversale di tutti i consiglieri e di tutti i partiti politici.